Siamo a San Giorgio di San Polo di Piave. Questa piccola chiesetta incarna in sé dei valori splendidi legati all'autunno del Medioevo. Gli affreschi di questa chiesa colorano l'allegoria medievale e il fasto dell'autunno del Medioevo in una maniera unica nella Marca trevigiana. La chiesa ha origini antichissime, è probabilmente di fondazione longobarda e appartiene alle chiese controllate dal patriarcato di Aquileia. Il primo periodo, il periodo longobardo, si colloca intorno all'VIII secolo. Non abbiamo nulla se non un reperto all'interno che dopo vedremo. Il periodo successivo è il periodo aquileiese, è il periodo che dà la struttura romanica a questa chiesa e infine si arriva al grande, meraviglioso 400 che fa di questa chiesa un autentico gioiello della Marca trevigiana. Ad Anzù di Feltre, nel meraviglioso santuario di San Vittore e Corona, abbiamo esaminato e apprezzato una ultima cena con gamberi. Però questa è veramente un capolavoro, è la più bella tra tutte le numerose ultime cene con gamberi che sono disseminate nelle tre Venezie. È opera del grande maestro di San Giorgio, Giovanni di Francia. Giovanni di Francia fu un pittore importantissimo. L'opera è di una bellezza e di una potenza estetica straordinaria. La dedicazione è chiaramente iscritta al di sotto della raffigurazione della Cena degli Apostoli. È di una ricchezza simbolica incredibile. Molti gamberi rossi. Che cosa significano? Certamente non è un caso. Si è colto un alimento tipico del nostro territorio, il gambero di fiume, un alimento diffuso in epoca medievale e rinascimentale, per lanciare dei messaggi. E in questo caso sono molti e numerosi i messaggi. Anzitutto, secondo me, c'è una polemica anti-ebraica. Voi sapete che Levitico 11:10 attesta che di tutti gli animali che vivono nel mare, se non hanno squame e pinne, li avrete in abominio, dice la Bibbia. E quindi gli ebrei odiavano i crostacei, non consumano i crostacei, usano solo mangiare pesci a forma di pesce. E il crostaceo era un qualche cosa che per questo motivo era considerato fortemente impuro e c'è una polemica anti-ebraica. Ma ci sono anche molte altre cose. Il tema più affascinante è la polemica contro le eresie. Qui il gambero rappresenta l'animale che cammina andando indietro, si allontana quindi da Cristo, si allontana dal potente messaggio eucaristico dell'ultima cena e c'è una polemica contro queste eresie che nell'epoca medievale erano particolarmente diffuse, se ne potrebbe parlare molto e molto a lungo. Infine c'è l'argomento molto riccamente affrontato dagli storici di natura cristologica. Il gambero è l'animale che muore e rinasce. In che senso? Attraverso la muta perde tutta la sua struttura e rinasce a nuova vita, come il Cristo risorto. E anche il colore rosso del gambero rappresenta il passaggio da una vita umile, modesta, oscura alla gloria. Gesù era un umile falegname che attraverso la via dolorosa diventa il figlio di Dio, appare come il figlio di Dio nella gloria del Padre. Il rosso è il colore che il gambero dopo la morte e attraverso la cottura assume, si trasforma e assume questo colore di regalità. Cristo era Cristo prima e lo è dopo la gloria, il gambero lo era prima e lo è dopo, ma c'è la manifestazione attraverso il rosso della regalità che viene conclamato da Giovanni di Francia. Questa chiesa è un'autentica meraviglia del nostro territorio.